Finisce qualcosa di straordinario in questa piazza. Finisce una roba che è iniziata 5 anni fa. Allora finisce anche il mio lavoro che da un mese dentro un camper che giro 5 regioni. Dentro un camper. È un'esperienza talmente straordinaria che non ha precedenti, perché sono stato chiuso in sto camper, uscivo e chi c'era gridavo, poi mi rimettevo nel campo, poi riuscivo e gridavo. Ho sbagliato anche una piazza, era Voghera e sono uscito, cari amici di Piacenza. Sono allo stremo, sono affaticato, sono vecchio, ho la prostata che mi fa anche un pochino male, però la soddisfazione è stata talmente straordinaria che il 29 ce ne renderemo conto, se tutto questo sacrificio, io ci ho messo la faccia, ma loro ci hanno messo il sangue, il lavoro, il tempo. Bene, eccoli qua. Guardateli un po', ora guardateli, onestamente, siate onesti, guardateli uno a uno, guardateli bene e ditemi se hanno, secondo voi, una minima probabilità di farcela. No, non ce l'avete. Noi siamo forti perché abbiamo già perso. Quindi quello che arriverà sarà tutto in più. Bene, queste persone, insieme a loro, ho passato veramente, sono io che vi ringrazio. Non so se posso prendere questo a filo, forse è meglio. Aprimi questo. Devo io ringraziarvi. Sono venuto con voi. Con i banchetti, 5 sotto zero, abbiamo avuto il clima più detestabile d'Europa, ce l'avevamo qui a Napoli. Ero venuto con le squadillas, i Bermuda, c'era 10 sotto zero, eravamo a Benevento, una tormenta di neve, grandine, tutto abbiamo preso, tutta la gente che si avvicinava, abbiamo sequestrato un treno con i passeggeri per andare a Salerno a prendere delle firme dal nostro amico che ci vuole bene, che poverino. Insomma, siamo andati là a prendere le firme, in treno, Napoli-Salerno, e loro hanno chiuso tutti i passeggeri dentro, se non firmavano non scendevano, era meraviglioso. E tutta la gente ci portava da mangiare, uno mi ha messo un carciofo alla diavola in mano, unto, e io l'ho preso, e la gente veniva a firmare, e c'era gente che diceva io posso firmare, ma mio cognato... E cosa ne so? Cazzo ne so di tuo cognato? Se vuol firmare anche suo cognato? No, ma io firmo io, ma c'ho mio cognato. E allora questa cosa del cognato. Poi è arrivato un altro, straordinario. È arrivato lì, li ha guardati e ha detto, al banchetto c'ero anch'io, ha detto ma è vero che siete tutti incensurati? E io ho detto sì, è vero. E allora posso firmare anch'io che sono ricercato. Allora io ho imparato un sacco di cose da voi, e specialmente da questi ragazzi che si sono autofinanziati tutto, una campagna straordinaria per raccogliere 20.000 firme, tutte precise, date un giorno prima. Straordinario, tutto con volontariato. Ma guardate se non è già il cambiamento, dai! E allora il più grande partito che abbiamo in Italia, il PDL, non riesce neanche a portare le firme giuste, ne portano 200 finte, 100 di morti! Hanno fatto firmare i morti del PDL, che sono gli unici che hanno saputo cosa firmavano. Allora, io devo ringraziare voi. Perché mi avete fatto migliorare come persona, ma veramente, non è una ruffianata. In un mondo dove oggi potrebbero essere 2 milioni, un mondo dove un povero vecchio di 74 anni, colui che ama, colui che con l'amore guarisce l'odio, l'invidia, il cancro, la prostata no perché c'è la gonfia, un uomo che va a Roma e prende la gente, 1 milione, 2, non ha importanza, ma la cosa straordinaria è che vogliono andare in piazza, devono sentirsi vivi, queste salme, devono vedere a chi sono, hanno sempre agito attraverso i giornali, le televisioni, vogliono sentirsi vivi con un pubblico e lo pagano, pensate lo pagano, a Roma l'hanno pagati 100 euro l'uno più il pullman, più un set di pentole, ma che cazzo? E allora vanno davanti
pagato! È come se io vi avessi pagato, sarebbe impossibile, sono di Genova, ma a parte questo, scurnacchiato, a parte questo, ma si può andare lì e far finta che sia un pubblico normale quando l'hai pagato e il povero psiconano faccia di nuovo colui che ama. Lui fa finta, ha sempre fatto finta tutta la vita, anche con la D'Addario, se la trombava l'aveva pagata 10 minuti prima e pensava di averla conquistata. E allora è un mondo così, un mondo che io vengo in questa meravigliosa terra che è stata martoriata con qualsiasi schifezza. In questa piazza abbiamo fatto il Munnezza Day per le discariche, per le balle di San Giuliano. La gente non sa bene cosa avete patito e cosa state patendo. Io a volte dico, ma come fate a non scendere con dei forconi? Siete buoni, siete persone educate, siete rispettosi, sopportate qualsiasi cosa. Sono io che non sopporto più di vedervi sopportare così. E allora è difficile venire qua, fare un movimento, è difficile chiedere il voto, dove mi dicono che il voto viene dato anche per una scaloppina. C'è una fettina di carne, io ti do una fettina, tu mi dai il voto. È sempre stato così qui. E ti guardano, c'è miliardi di persone che ci guardano, tu mi stai guardando come dire, quando non succede niente. Non succede niente, invece è già successo. Siamo qui, siamo 8 milioni di persone senza che i giornali ne abbiano fatto menzione. Noi passiamo sotto i radar delle televisioni e dei giornali. Parlano sempre il giorno dopo. Vi giuro, ho fatto 50 comizi in 25 giorni e tutte le volte che andavo nelle piazze erano piene. C'è una strana magia, una magia della gente, della rete, di bocca in bocca. Io non lo so come succede, ma siamo già in un cambiamento. Volete o non volete, siamo già cambiati. E i grandi cambiamenti avvengono sempre quando la gente non se ne accorge. Noi non ce ne accorgiamo, ma stiamo in un momento straordinario. E allora in un mondo dove la legge non si sa più cosa sia, dove il PDL porta le firme, non riesce a portarle, e allora fanno un decreto, il governo fa un decreto interpretativo, il decreto che si interpreta è straordinario, è fantastico, le leggi sono così, il legittimo impedimento è quando sei nel gabinetto, il legittimo impedimento, ma non lo puoi applicare a una legge. E una volta la legge era la legge, una volta dicevi fatta la legge, scoperto l'inganno. Adesso è il contrario, scoperto l'inganno mi faccio una leggina. E cazzo! Ma allora ecco che abbiamo queste salme che sono povere, sono anziane. Non mi sento neanche, Berlusconi veramente stanno scappando tutti da lui, se ne vanno, si sta anche decomponendo un po' fisicamente, fanno delle trasmissioni tutte su di lui, Dio mio, ma ci sarà qualcosa di più importante di sto cazzo di Berlusconi in Italia? Ci sono, ma Dio mio, e io ho più paura del dopo Berlusconi, di Casini, di Fini, gente che è stata lì, sotto traccia, che ha spolpato questo paese. Io ho più paura di questa gente qui che fanno i doppi, i tripli carpiati. E allora, questo è un vecchio, è già il passato, E allora ecco, vedi, notizie, ogni volta su Repubblica, ogni volta, c'era sempre stata quella cassaforte, ho tenuta fuori con un telecomando.